La serata di questa sera innanzitutto vede il protagonista principale, Domenico Finiguerra, che è qui a fianco a me, e ringrazio di essere venuto per l'ennesima volta in provincia di Treviso, visto l'esperienza che abbiamo fatto lo scorso anno assieme a Castelfranco, che è riuscita molto bene ed è stata una ottima esperienza, diciamo così, didattica, molto positiva anche per chi poi si è candidato a Castelfranco. Per chi non lo sapesse, Domenico Finiguerra è sindaco di Cassinetta di Lugagnano, che è un comune in provincia di Milano. È, diciamo così, salito agli onori della cronaca per le sue azioni un po' fuori regime, chiamiamole così. Infatti è al secondo mandato, quindi mi confermo che sia al secondo mandato, quindi sei anche a scadenza da poco forse. È stato eletto per la prima volta nel 2002, poi è stato rieletto nel 2007, ottenendo oltre il 60% delle preferenze da parte dei propri concittadini. È stato premiato con il suo comune dal circuito 5 Stelle come comune 5 Stelle nella categoria rispetto del territorio ed è uno dei promotori dell'associazione del movimento Stop al consumo del territorio. Quindi una persona che oltre alla politica, diciamo così, quella di palazzo, è molto attiva sulla politica reale, ed è per quello che questa sera avevamo avuto il piacere di invitarlo qui con noi, perché potesse darci anche alcune indicazioni anche nella nostra provincia, dove comunque abbiamo diversi comuni che sono come i suoi vicini di casa amministrati dalla Lega, e quindi che fanno delle concessioni edilizie e della cementificazione un po' il loro punto saliente delle politiche territoriali. Ma ragionare un concetto diverso, cioè che noi abbiamo preso in prestito qualcosa dai nostri figli e quindi anche mentalmente dobbiamo sentirci il dovere di trasmettere un messaggio diverso. Lascio la parola a Domenico Finiguerra e dopo passiamo perché ci spieghi la sua esperienza e nel suo piccolo come ha potuto dare questo segnale di cambiamento anche nella sezione cittadina. Innanzitutto grazie a Gianluca, grazie dell'invito a Italia dei Valori e immagino anche al centro-sinistra di Mogliano Veneto. Io dovrei parlare della mia esperienza, della nostra esperienza a Cassinetta di Lugagnano, quindi vi dico dove siamo. Noi siamo un piccolo comune del Parco del Ticino, una delle 6 riserve della biosfera tutelata dall'UNESCO, in provincia di Milano. Provincia di Milano che ha una percentuale, vado subito alla ciccia del discorso, di consumo di territorio che è pari oggi al 43%. Questa media del 43% è data da alcune realtà come appunto la nostra nel Parco del Ticino, dove abbiamo un consumo che è pari al 19-20% del territorio, e alcune zone della provincia di Milano, soprattutto verso la Brianza, verso Bergamo, verso Varese, nel cuore della megalopoli padana, dove si è arrivati ormai all'85-90% anche di consumo di suolo. E quindi noi sostanzialmente nel 2002, quando ci siamo misurati con la prima tornata elettorale che ci ha visti con la nostra lista civica candidati a Cassinetta di Lugagnano, arrivati al punto urbanistica del programma elettorale, abbiamo scritto una cosa abbastanza chiara e netta, che all'epoca vivevamo come una risposta radicale o da ambientalisti estremisti, e che oggi invece io, rileggendo quella nostra decisione, la considero una scelta molto moderata. La scelta era quella di non prevedere nessun nuovo consumo di territorio, ovvero di fermare la cementificazione sul nostro territorio, e andando ad interrompere innanzitutto quello che è un circolo vizioso che vede i comuni subire le pressioni di chi detiene in realtà il pallino dell'urbanistica nei nostri comuni, ovvero il soggetto privato. I piani regolatori oggi in Italia non sono disegnati dai comuni, i comuni subiscono perché hanno enormi difficoltà finanziarie, e quindi quando devono disegnare il piano regolatore e arriva il grande imprenditore con un bel progetto di centro commerciale o una bella logistica o un bel piano di lottizzazione con 300-400 villette, e in cambio mette milioni di euro sul tavolo del comune, il comune può respirare, pareggiare il proprio bilancio. In realtà credo che ci siano anche degli effetti perversi di questa cosa, perché spesso i comuni e i sindaci innanzitutto si sentono un po' dei consoli dell'impero, quindi vogliono lasciare la loro impronta indelebile possibilmente sul territorio, quindi rotonde
opere magari anche oltre misura, c'è stato un po' un eccesso di protagonismo degli amministratori locali, anche a causa del venir meno del ruolo di controllo e di rigore morale, ma non morale nel senso di rigore dell'attenzione a non esagerare, svolto di solito dai partiti, almeno così succedeva dalle nostre parti fino alla fine degli anni 90, metà degli anni 90. Quindi la nostra scelta urbanistica, che è stata premiata nel 2002 e poi riconfermata nel 2007, è molto semplice, non è nulla di tecnico, ma in realtà è una scelta politica a tutto tondo, una scelta che ci ha poi in maniera quasi naturale portati a dover rivedere tutta la politica amministrativa del nostro comune, perché appunto fare a meno degli oneri di urbanizzazione ha obbligato noi a rivedere le spese, trovare nuove entrate, a ridurre anche quelle che sono le uscite dell'amministrazione comunale per poter tenere in piedi il bilancio. Prima però di dirvi come abbiamo fatto portato avanti questa nostra esperienza, vorrei spendere qualche parola sulle motivazioni che ci hanno portato a prendere questa decisione. Il contesto è quello di una provincia fortemente cementificata, quindi provincia di Milano, però credo che sia importante ricordare a tutti noi alcune cose che sono molto importanti. Innanzitutto la terra a noi tutti serve per mangiare, e in un paese come l'Italia, che dovrebbe essere ciò che produce, ed è spesso quello che noi propagandiamo all'estero, no? L'Italia, oltre ad essere il paese più bello del mondo, è anche quello che produce con la propria terra. La mozzarella di bufala, il radicchio vostro, il prosciutto crudo di Parma, il parmigiano reggiano, sono prodotti della terra, sono prodotti spesso proprio dalla pianura padana, che qualcuno continua a chiamarla pianura padana irrigua, ma in realtà oggi è una megalopoli padana, perché da voi si arriva fino a Cuneo, Torino, senza soluzioni di continuità, case aggiunte a case, comuni che hanno ormai perso qualsiasi tipo di identità, conurbazioni, strade che si intersecano, disordine anche urbanistico, città buttata così a caso, no? Ed è frutto di migliaia di piani regolatori che negli ultimi 30 anni si sono accumulati uno dopo l'altro, andando appunto a togliere il bene più prezioso che noi dobbiamo preservare, ci dobbiamo tenere molto stretto, perché per fare un chilo di carne all'anno, per tutti i giorni, ci vogliono 140 metri quadri di terra. Per fare un chilo di pane ci vogliono 10 metri quadri di terra. Tutto alla fine ha una incidenza sulla terra che noi abbiamo a disposizione, e se continuiamo a cementificarla, prima o poi ce ne accorgeremo. Coldiretti l'anno scorso denunciava che a settembre il paese, l'Italia, non aveva più le risorse necessarie, le materie prime necessarie per fare il pane. Quindi da settembre in poi abbiamo avuto il pane realizzato con risorse importate. Quindi la terra ci serve per mangiare. Punto primo. La terra non è riproducibile. La terra, per diventare fertile, impiega centinaia d'anni. Il lavoro lunghissimo del verme che scava, arieggia, concima e rende la terra, l'humus, i primi 30 centimetri, sono un prodotto non di qualche settimana, impiega centinaia d'anni per diventare fertile, e noi con un gesto per metterci sopra una bella scatola di cemento uccidiamo il lavoro di secoli. Ci sono alcuni prati di alta montagna che impiegano millenni per avere quelle caratteristiche, e noi andiamo avanti in maniera così, senza accorgercene di questo fenomeno. La terra serve per curare un po' il dissesto idrogeologico, voi da queste parti ne conoscete molto bene gli effetti. Continuiamo a cementificare il territorio, la terra non assorbe più l'acqua e poi andiamo sotto. Non è un caso che l'ultima alluvione abbia colpito il Veneto in maniera così drammatica. Il Veneto è una delle regioni d'Italia che ha avuto la maggiore accelerazione negli ultimi anni in consumo di suolo. Certo, non è solo conseguenza del consumo di suolo, però la famosa goccia che fa traboccare il vaso magari può essere un parcheggio, un centro commerciale realizzato l'anno scorso, al quale i cittadini non hanno dato peso, ma che ha comportato quell'incremento di acqua non assorbita dal terreno e che poi ce la siamo ritrovata in cantina. Il dissesto idrogeologico, che in Italia è un fenomeno che colpisce l'80% dei comuni d'Italia, eppure andiamo avanti comunque con la stessa politica urbanistica.
La terra serve per assorbire l'inquinamento, immagazzina CO2, la pulisce anche in qualche modo. Invece noi, costruendo, creiamo CO2 perché abbiamo dovuto mettere in moto macchinari e in più abbiamo ridotto la capacità di un territorio di assorbire CO2. E poi l'Italia ha un articolo 9, questa è una motivazione più, diciamo, come dire, legata al paesaggio, non alla bellezza, che noi comunque dovremmo tutelare, anche perché abbiamo un articolo 9 scritto anche da quel signore che ha parlato prima, che dice che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Invece noi siamo oggi il paese che ha prodotto il maggior numero di ecomostri, il maggior numero di scempi del territorio, il maggior numero di omicidi del nostro patrimonio reale, sul quale noi dovremmo vivere. E invece, inseguendo un modello di sviluppo che ci obbliga a consumare, a vomitare cemento sul territorio, abbiamo praticamente modificato in maniera quasi irreversibile interi paesaggi. Chi di voi ha più di 50 anni, ma anche chi ha più di 40 anni, attraversando un determinato territorio, non può non notare come è cambiato negli ultimi 30 anni, ma anche il luogo in cui si va in vacanza. In Liguria hanno costruito ormai nel mare, in Emilia Romagna e nelle Marche non si dice più vado al mare. La settimana scorsa ero a Civitanova e la settimana prima ancora a Fermo e non mi sono sentito di andare al mare. Mi sono sentito di andare in città, perché è un'unica città sulla costa, case su case, seconde case, che hanno praticamente devastato il nostro bene più prezioso, il nostro paesaggio, cosa che anche in questo caso esportiamo a parole in tutto il mondo. Quindi è stato un ragionamento molto semplice quello che ci ha portato a questo tipo di scelta, ovvero lanciare questo messaggio e provare a mettere in moto un movimento d'opinione, che non è né un partito né un'associazione, i partiti ce ne sono, no, non è un movimento d'opinione che cerca di far nascere negli altri amministratori locali, ma nell'opinione pubblica soprattutto, questo diverso sentimento di cura e di amore per il nostro territorio, cercando anche di svelare alcune ipocrisie che noi abbiamo, un po' in maniera molto trasversale, perché adesso qui siamo in una serata del centro-sinistra, io però alcune cose le devo dire. Il piano casa più brutto d'Italia non è il piano casa di Formigoni, è il piano casa di Burlando, in regione Liguria. Il fenomeno di consumo del territorio è un fenomeno trasversale. Il partito del cemento, se avete letto il libro di Ferruccio Sansa e Marco Preve, due giornalisti del Fatto Quotidiano e prima ancora della Stampa e di Repubblica, hanno analizzato in maniera molto impietosa, però reale, fondata alla mano, qual è l'atteggiamento sia del centrodestra che del centrosinistra rispetto al consumo di territorio, rispetto all'utilizzo del cemento. Quindi credo che sia importante avviare, e io lo faccio per questa parte di metà del campo, che cercando di fare poi incursioni anche nel campo avverso, però in prima istanza io mi rivolgo al centro-sinistra. Io sono un ambientalista, ho sottoscritto un appello per una costituente ecologista, però mi colloco qui dentro e vorrei che da questa parte si proponesse un modello diverso rispetto a quello che porta avanti il centrodestra. Cosa pensiamo di costruire nelle nostre città? Cioè, andiamo avanti con questo modello che tra l'altro non è più neanche sostenibile dal punto di vista proprio reale dell'economia. Come fa un comune a prevedere ancora ulteriore espansione quando abbiamo in Italia almeno, sono le stime più, 2 milioni e mezzo di case vuote? 2 milioni e mezzo di case vuote. Ogni comune ha le sue centinaia o migliaia di case vuote, eppure si costruisce si disegnano piani regolatori con nuove case, o capannoni. In Veneto avete il 20% di capannoni vuoti, sfitti, con su scritto affittasi, vendesi, e magari a fianco al capannone c'è sempre una rete arancione con un capannone in costruzione. Cosa facciamo? Chi le decide queste cose? Le decidono i consigli comunali, non è che le decide Berlusconi, non è che arriva un decreto legge convertito in tutta fretta che dice che obbliga i comuni a prevedere aree di espansione, centri commerciali. Il centro-sinistra che io ho in mente è un centro-sinistra che dica in maniera chiara e netta, essendo conseguente rispetto a quello che era uno dei maestri, comunque degli intellettuali più ascoltati dal centro-sinistra, ovvero Pierpaolo Pasolini. Il centro-sinistra disegna ancora centri commerciali, cioè disegniamo luoghi, non luoghi dove facciamo spostare le nostre comunità svuotando i centri storici, facendo chiudere negozi di vicinato che creano relazioni e mettono insieme le persone.
e inseguiamo quel modello, il modello di chi dice dobbiamo mettere i soldi nelle tasche dei cittadini per farli spendere, è il modello che veniva denunciato da Pierpaolo Pasolini, icona degli intellettuali di sinistra, icona che magari anche i nostri stessi dirigenti hanno studiato e proiettato nei convegni alle loro spalle. Allora bisogna scegliere da che parte stare, non si può essere dalla parte della filiera corta, del prodotto tipico locale, dell'acqua del rubinetto, e poi dire no, però il centro commerciale mi porta oneri, mi porta sviluppo, mi porta crescita, mi porta competitività sul mio territorio, e quindi io vado. No, bisogna scegliere da che parte stare. E quando si disegna un piano regolatore si fa una scelta politica a tutto tondo, perché se i nostri figli vanno a passare i fine settimana, il sabato e la domenica al centro commerciale, invece di ritrovarsi nei nostri bei centri storici magari ristrutturati con è diverso, è un'altra prospettiva. Quindi la cosa che io cerco in ogni occasione di ribadire, di richiedere con grande forza, è quello di rinterrogarci su che tipo di urbanistica, l'urbanistica è il modo di vivere insieme che hanno le persone. I cittadini spesso sono distratti quando vedono il manifesto si rifà il piano regolatore, pensano che sia una cosa da tecnici che non li riguarda, che per addetti ai lavori, urbanistici, architetti, in realtà lì si disegna dove vivranno loro e i loro figli. E quindi bisogna fare proprio come diceva Pertini, prendere in considerazione, o come diceva anche Luciana Castellina, il prossimo sono le prossime generazioni. Ci accontentiamo di disegnare con il piano di lottizzazione un bel parco giochi per i nostri bambini di plastica finto, perché se poi voi andate a vedere nelle nostre città bellissime, con i bei centri commerciali, con lo sviluppo che è andato in maniera, quando va bene ordinata, ma spesso in maniera caotica, riusciamo sempre a trovare, puntiamo i piedi per avere il parco giochi per i bambini, no? Questo parchi giochi che in realtà sono una cosa che io non me lo ricordo, il parco giochi. Per me il parco giochi era una cosa scusate, abbastanza da sfigati. Eppure noi ci accontentiamo, ci leviamo la coscienza facendo il bel parco giochi per i nostri bambini. Questo me lo faceva notare una pediatra. Noi stiamo creando degli ambienti artificiali anche per il divertimento dei nostri bambini, dove li mettiamo come dei criceti, no? Il mese scorso era Chiavari, bellissime ville del Settecento, lungomare, alberi secolari, moquette verde all'aperto, sotto gli alberi, sintetica, per coprire le radici, perché sennò è pericoloso, non è a norma. Giochi di plastica a pagamento, parchi giochi a pagamento. E tutti i bambini erano lì ed erano contenti, i genitori erano contenti di averli portati là, quando magari qualche anno prima lì a fianco c'era una roggia, c'era una spiaggia libera che adesso non è più libera, e noi stiamo andando avanti così in tutta Italia. Stiamo creando dei non luoghi finti per lavarci la coscienza, dimostrando di essere veramente ipocriti, perché se tutti i politici di centrodestra e di centrosinistra ad ogni discorso che fanno dicono che bisogna farlo per le prossime generazioni, guai a mettere in discussione la salute dei nostri bambini, giù le mani dai nostri figli, i leghisti poi sono fortissimi, no? Guai, no? E poi però andiamo in tutt'altra direzione. Allora, il 30% dei bambini che si ammala da 0 ai 5 anni in provincia di Milano e Lombardia si ammala a causa dell'inquinamento. Ora, se il 30% dei nostri figli si ammala a causa dell'inquinamento, una classe politica e dei genitori responsabili cosa farebbero? Spegnerebbero immediatamente la macchina, smetterebbero immediatamente di fumare, si sentirebbero tirati in ballo in maniera morale diretta. Invece noi no, perché non si può mettere in discussione il modello, non si può fermare la giostra, non si può dire no all'autostrada, no all'inceneritore, no al centro commerciale, perché questo mette in discussione il modello. Ecco, quello che noi abbiamo cercato di fare in un paese piccolo come Cassinetta di Lugagnano è mettere in discussione questo modello, nel piccolo, cercando di contagiare il più possibile gli altri. Cosa devono fare i politici? Penso che sia questo. In realtà, oltre ai politici c'è un grande assente oggi in Italia, ed è appunto la società civile. Bisogna alzarsi dal divano, come avete fatto voi stasera, che vi siete rimessi le scarpe dopo essere rimessi le ciabatte nonostante la pioggia. I cittadini che si lamentano davanti al divano con i telecomandi in mano, bisogna in qualche modo scuoterli, farli alzare da questo benedetto divano e prendersi in mano il loro pezzo di responsabilità.
Certo, non aiuterebbe un pochettino, non tantissimo, ma un pochettino, avere dei partiti che si mettano veramente in gioco senza rete, senza avere la paura del consenso domani mattina, perché quante cose noi non le diciamo perché domani si vota, quante cose noi non abbiamo il coraggio di dirle a viso aperto perché fra 3 mesi si vota e non possiamo perdere. Io credo che bisogna, e qui passa la differenza tra chi fa politica e chi fa mero consenso elettorale, avere il coraggio di disegnare un altro mondo possibile, un altro modello di sviluppo, dove trovare anche un nuovo sbocco anche lavorativo per i nostri figli. Perché il centro-sinistra non fa una campagna nazionale, ad esempio, sul porta a porta spinto per la raccolta differenziata, mettendo in discussione gli inceneritori, che con 1 miliardo di euro si creerebbero 200.000 nuovi posti di lavoro? Perché non lo può fare? Perché non può dire di no ad alcune multinazionali che hanno gli inceneritori come business? Perché il centro-sinistra non può dire no vero, secco al nucleare? Alcuni lo dicono, ma altri no. E a me non basta che Bersani dica non mi va bene questo piano del nucleare del governo. Io vorrei che Bersani dicesse no al nucleare, né ora né mai. E non soltanto adesso perché è successo quello che è successo a Fukushima, come si chiama, in Giappone. Perché non abbiamo il coraggio di dire l'acqua deve rimanere pubblica, ma per davvero pubblica, non sotto mentite spoglie? Allora, qui credo debba esserci un lavoro lunghissimo di tipo culturale, sia da parte di alcuni dirigenti che vorrebbero mettersi in campo su una battaglia culturale all'interno del centro-sinistra, ma soprattutto da parte dei cittadini. Perché non si può appunto continuare a lamentarsi delegando sempre a qualcuno, aspettando che entri da una porta un presidente di regione, un sindaco, un consigliere regionale, ma sentirsi interpellati direttamente ciascuno di noi. È quello che diceva prima benissimo Luciana Castellina. Il meccanismo della delega oggi è stato estremamente accelerato dalla personalizzazione della politica in Italia, sia essa l'elezione diretta del sindaco o l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che anche se è soltanto sostanziale, però è ormai entrata nel meccanismo mentale. Però i cittadini vivono la politica come qualcosa che deve arrivare il salvatore della patria. Invece no, bisogna avere anche in questo caso il coraggio di cambiare gioco, cambiare registro, non uno che deve risolvere i problemi di tutti, perché ma tutti insieme, cioè mettersi in gioco in maniera reale e pura attorno ad un progetto ambizioso che è possibile fare, perché in tantissimi comuni si fanno delle cose eccezionali. Adesso noi abbiamo fermato il consumo di territorio, ma qua a Ponte nelle Alpi fanno il 90% di raccolta differenziata, sono passati da 380 kg a 30 kg di differenziato. Se lo fanno a Ponte nelle Alpi, perché non si può fare? Lì non serve proprio l'inceneritore, cosa dice? 30 kg, l'altro 40% lo portano a Vedelago, ci fanno i giochi per bambini, i materiali inerti per l'edilizia. Perché quello che si fa lì non si può fare dappertutto? È una questione soltanto di volontà. Ci sono tantissime cose concrete che si fanno, che potrebbero essere davvero materiali, non per convegni come questi, ma per un programma politico nazionale. Però ovviamente bisogna scegliere a quale convegno partecipare. E chiudo. Perché non si può andare al mattino al convegno dell'alta velocità, delle grandi opere, del ponte sullo stretto di Messina, del grande evento, di Expo 2015, qui avete Motor City, non so cosa, voi ne avete tantissime in Veneto di grandi opere, grandi eventi, e poi al pomeriggio, la mattina è grande, poi al pomeriggio però Carlin Petrini c'ha ragione che bisogna curare il prodotto tipico locale perché dice l'Italia. Bisogna scegliere a quale convegno andare e poi adattare le proprie politiche al convegno a cui si è preferito partecipare. È una questione di scelte. Le scelte però poi dopo non le paghiamo soltanto noi, ma le pagano anche quei ragazzini nati nel 92 che si trovano completamente smarriti, che si troveranno a votare alle prossime elezioni sulla base se il fidanzato è stato gentile con loro o meno, oppure questo per le ragazze, per i ragazzi se il Milan ha vinto la partita di calcio oppure no. Qui sta la sfida grossa della politica, io credo. A partire dal territorio e dalle realtà locali si può davvero immaginare un percorso alternativo. Io non mi sento estremista nel dire queste cose, me lo dicono spesso, ce lo dicono che noi siamo degli estremisti ambientalisti. Io in realtà credo che i veri estremisti siano gli altri, i
veri estremisti siano quelli che si ostinano ad andare avanti così, senza rendersi conto di come stiamo portando il paese e forse anche il pianeta verso un baratro. C'è bisogno di più moderazione, quindi io che da piccolo mi consideravo un radicale, un estremista, oggi mi sento più moderato di altri. Grazie.